giornata del donatore, dopo un anno si danno i premi di gratificazione a chi durante l'anno ha svolto un'attività di donazione. Ecco, ma prima di parlare della manifestazione, com'è andato il 2017? Ma non tanto bene, perché l'estate è stata troppo calda, quindi i donatori è stato un periodo brutto, avevamo 42 gradi, 43 gradi, quindi fare di salasse in una certa maniera è stato non è andata tanto bene, perché subito la pressione abbassava, eccetera, quindi non era il caso di fare. D'estate abbiamo fatto molto meno sacche di quelli dell'anno scorso. Quindi quest'anno ora staremo a vedere, ancora abbiamo qualche altra donazione da far fare e vedremo che cosa alla fine proprio dell'anno e vediamo effettivamente qual è stata la differenza fra l'anno scorso e quest'anno. Ecco, oggi la giornata di oggi che significato assume per voi? La giornata oggi è la giornata del donatore, nel senso che noi premiamo le persone che hanno donato. E come? Chi dona per esempio 4 volte l'anno, gli uomini possono donare 4 volte l'anno e le donne 2 volte l'anno. E allora chi dona 4 volte in un anno, allora gli diamo una medaglia. La donna che dona 2 volte l'anno gli diamo pure lei la medaglia. Poi chi è che fa 20 donazioni negli anni, allora gli diamo una targa. Alle donne che ne fanno 10 gli diamo una targa. Cioè fra uomo e donne naturalmente c'è la differenza del 50%, perché noi sappiamo che la donna non può donare di più. Si parla di donazione, un'azione molto importante per la mancanza del sangue, l'ADAS è parte attiva e fattiva in questo senso. Sì, l'ADAS, così come tutte le altre associazioni che si occupano di donazione di sangue, sono delle associazioni meritorie, perché la donazione del sangue è un atto di estrema civiltà e di estrema necessità, perché ovviamente il sangue non è un prodotto che si possa acquistare, non è un prodotto che si possa produrre, è un prodotto, è un tessuto, un vero tessuto che deriva solo dalla donazione delle persone di buona volontà che possono dare la possibilità ad altre persone di vivere o morire. E questo il messaggio che deve passare è esattamente questo: la donazione permette di vivere a tanti altri nostri simili che sono in condizioni di necessità, e quindi queste manifestazioni sono di estremo valore e di estrema importanza. Voi cosa fate per sostenere il comparto? Noi cerchiamo di venire incontro alle esigenze delle associazioni, purtroppo con i limiti che ci vengono dalle necessità e dalle difficoltà di bilancio, dalle difficoltà, però certamente non manca la nostra vicinanza, non manca il nostro sostegno, e per quanto è possibile cerchiamo di venire incontro alle loro esigenze.